in casa hanno perso col Portogallo uno sconto diretto importante 1-0 giocando 4-3-3, poi addirittura ha forzato alla fine un 4-2-4 finale aveva allargato Riccio e De Falco. Poi tu vai a vincere comunque a Torino e a Vicenza sinceramente vedendo la partita vincevano 1-0 e ha trovato il gol di Vicenza, ma il Sassuolo ha fatto molto bene, mi fa pensare che possa proporre ancora questo sistema di gioco, però insomma cambia poco, le due letture sono quelle, il discorso del rombo è quello di una squadra che ha grande gamba e grande forza e che comunque gli attaccanti possono magari lavorare meno nei rientri, lavorare più in maniera produttiva davanti. In difficoltà diventa tutto più difficile, ti senti più lento, gli avversari sono chiusi, sei costretto a volte a girare palla perché trovi un muro dappertutto, devi andare meno sulla corsa, a volte devi forzare la giocata, riconquistano palla agli altri e ti ripartono in contropiede, dunque sembrano che stiano molto bene fisicamente. Per me anche la lettura della partita che magari la squadra, come ho detto, secondo me a Modena noi eravamo un po' sulle gambe, invece a livello quello Albino Leffe dal punto di vista della reattività e della gamba secondo me c'è stata, è stata un po' la partita che sembrava che loro dovendo difendersi e ripartire sulla corsa fra virgolette fossero più veloci di noi, invece secondo me dal punto di vista fisico abbiamo retto e abbiamo corso anche molto. Ho detto che avrei considerato nella settimana che ha portato Albino Leffe ormai tutti sullo stesso livello, la settimana prima era un discorso particolare, chi era arrivato la domenica, chi era arrivato il mercoledì, è iniziato, c'è qualcuno che deve sicuramente da un punto di vista della condizione atletica migliorare, ma ormai li considero tutti da quel punto di vista tutti sullo stesso livello e pronti a giocare e dare il loro contributo per il Crotone.